Oggi ospitiamo un convegno importante sulla burocrazia e questo convegno è promosso da 3 attori, oltre a Vicino Lontano, l'Associazione Culturale Giorgio Ferigo e Multiverso. Questo convegno gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Università di Udine e dell'Università di Trieste. Io vorrei cedere adesso la parola un momento, prima di presentarvi i nostri ospiti di questa mattinata, a Claudio Lorenzini, che è il presidente dell'Associazione Ferigo. Buongiorno a tutti. Ringrazio l'Associazione Vicino Lontano che ha incluso questa importante iniziativa nella loro importante cornice. Ecco. L'iniziativa ha uno dei pretesti, l'iniziativa è la ristampa di questo libro qui, ve lo mostro, il certificato come sevizia, è uscito ieri dalla tipografia. L'igiene pubblica tra irrazionalità e irrilevanza, è un volume scritto da Giorgio Ferigo nel 2001. In questo volume Giorgio Ferigo smontava la pretesa scientificità dei certificati, autorizzazioni, pareri sanitari, per sondare quello che per lui era il modo italiano alla burocrazia statale, la pretesa di provvedere per imposizione alla regolata condotta dei sudditi, non dei cittadini, dei sudditi. Nell'analizzare con caustica ironia l'inconsistenza razionale, l'indimostrabilità scientifica e l'inefficacia pratica di questi certificati sanitari, Giorgio non si limitava a un'analisi di carattere medico-epidemiologico oppure a una valutazione di diritto amministrativo, ma andava all'origine culturale di questa impasse burocratica. E nelle prime pagine del libro introduceva il tema della responsabilità, è una delle parole chiave che abbiamo utilizzato nel preparare questo convegno. Se non vi deve essere costrizione, allora vi deve essere un patto fondato sulla responsabilità e la fiducia reciproca, un patto che decada per colpa o per dolo, ma che non tollera arbitrio o supposizione. È proprio su questa linea che quando abbiamo iniziato a pensare a un'iniziativa che affrontasse il tema della deriva burocratica che oggi paralizza il nostro Paese, abbiamo immaginato un approccio più ampio e insieme al gruppo di Multiverso, che è la rivista multidisciplinare dell'Università di Udine, abbiamo pensato a una giornata in cui si confrontassero i pensieri di ambiti disciplinari diversi, perché il tema è così complesso che uno sguardo unico non è sufficiente. E nel contempo si presentassero quelle buone pratiche, e sarà soprattutto la seconda parte della giornata, nel pomeriggio, che l'affronterà, che è stato possibile realizzare attorno a questo tema, molte volte proprio sulla scia del suggerimento, dell'esempio del lavoro di Giorgio Ferigo come medico della prevenzione. L'attualità, l'urgenza, la complessità di questo tema ci hanno poi portato a condividere questa iniziativa con chi del tema della complessità del presente se ne sta occupando da 10 anni, per l'appunto l'Associazione Vicino Lontano, che ringrazio di nuovo. Nel sottotitolo, come vi ho detto, abbiamo incluso, fortemente voluta, la parola responsabilità. Crediamo che questo sia uno dei nodi della rete fittissima che ingarbuglia l'amministrazione, non soltanto quella pubblica. Cioè la delega in bianco, lo scaricabarile, l'attribuzione di colpe, la mancata assunzione di responsabilità in qualità di cittadini, per l'appunto, e non di sudditi, è la strada più certa per consentire che nulla cambi. Mi limito a 2 citazioni brevi. Giorgio aveva una grande qualità letteraria nella sua scrittura. Parlando di certificati sanitari, se leggerete il libro, per chi già non l'ha letto, ve ne accorgerete per bene. È un libro godibilissimo, anche se tratta di argomenti assolutamente vacui e molto contorti. Ecco. In alcuni casi questi modelli letterari a cui lui si rifaceva diventavano espliciti. C'è un passo del certificato come sevizia, si trova nella nuova edizione a pagina 77, dove affronta la presenza degli ingegneri nelle commissioni mediche locali, preposte per il rilascio delle patenti a chi è effetto da minorazioni anatomiche o funzionali che possano pregiudicare la sicurezza della guida. Così dice Giorgio. La presenza dell'ingegnere, utile a volte per valutare alcune complesse minorazioni degli arti, non è affatto giustificata per quanto attiene ai minorati della vista e dell'udito, ma poiché l'ingegnere Carlo Emilio Perdono è di solito funzionario della motorizzazione civile,
I suoi colleghi non accettano il certificato se non porta anche la sua firma inutile. Ecco, quel Carlo Emilio, lo avrete riconosciuto, è Carlo Emilio Gadda, il divino ingegnere, uno degli interpreti più capaci del guazzabuglio italico, del quale la burocrazia rappresenta uno dei capitoli più dolorosi. Approssimandoci al centenario della Grande Guerra e alla lunata degli Alpini, ecco, ricordo la seconda citazione, tratta dal giornale di guerra di prigionia di Carlo Emilio Gadda, data a luglio 1916, Ancona. Tra l'8º Fanteria e il 5º Alpini e la commissione di avanzamento avranno imbastito tali pasticci che non è più possibile uscirne. Che porta rabbia, che porci italiani. Quando è che i miei luridi compatrioti di tutte le classi, di tutti i ceti, impareranno a tenere ordinato il proprio tavolino di lavoro? A non ammonticchiarvi le carte d'ufficio insieme alle lettere della mantenuta, insieme al cestino della merenda, insieme al ritratto della propria nipotina, insieme al giornale, insieme all'ultimo romanzo, all'orario delle ferrovie, alle ricevute del calzolaio, alle carte per pulirsi il culo, il cappello sgocciolante, alle forbici delle unghie, al portafogli privato, al calendario fantasia. Quando? Quando? Quando è che questa razza di maiali, di porci, di esseri capaci di imbruttire il mondo col disordine e con la prolissità dei loro atti sconclusionati, proverrà alle attitudini dell'ideatore e del costruttore, sarà capace di dare al seguito delle proprie azioni un legame logico. Ecco, anche per far sì che quel quando sia sempre più prossimo, ecco, abbiamo pensato a questa iniziativa. Senza il concorso di molte realtà non potremmo essere qui. In parte le ha ricordate prima Paola e le ringrazio anch'io. E ricordo in conclusione che questa iniziativa si realizza grazie al sostegno anche della Camera di Commercio di Udine, della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, della Coldiretti Friuli Venezia Giulia, della Confartigianato di Udine, dello studio Giorgiuti Alberto e Associati, e con la collaborazione dell'ANCE, l'Associazione Regionale degli Industriali e delle Costruzioni, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, la Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione e l'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Infine, ringrazio di cuore per la loro disponibilità tutti i relatori al convegno. Un grazie di cuore a tutti voi e buona giornata e buon lavoro. Cedo la parola adesso all'assessore regionale Maria Grazia Santoro. Abbiamo parlato di edilizia. Buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti voi, un benvenuto ai relatori, un ringraziamento speciale all'Associazione Giorgio Ferigo e a Vicino Lontano che ha accolto questa iniziativa che, vista la vostra presenza, dimostra già appunto in questi primi indizi la sua importanza. Credo che come assessore regionale in realtà dovrei essere sul banco degli imputati questa mattina, più che dare il saluto di benvenuto, perché è evidente che l'ente regione, così come tutti gli altri enti, porta il suo contributo su questo tema della burocrazia. È vero, abbiamo perso la misura nelle richieste che la pubblica amministrazione fa alle imprese e ai cittadini, ma credo che la cosa ancora più grave è che già Giorgio Ferigo nel suo libro, che lasciatemi dire è una gioia che sia ripubblicato perché era esaurito e quindi era di difficile rinvenimento se non in alcune biblioteche, abbiamo perso il motivo per cui richiediamo alcune informazioni o passaggi. Quindi il chiedersi il motivo per il quale determinate carte, determinate pratiche vengono richieste. Pensate ad esempio come anche strumenti che vengano posti come straordinari nell'azione in realtà poi si rivelino assolutamente inefficaci. Faccio un esempio che riguarda la mia direzione. Abbiamo ereditato in gestione normale la gestione commissariale dei dragaggi nella laguna di Grado e Marano. Ebbene, in 10 anni una struttura commissariale che doveva affrontare l'eccezionalità non ha fatto partire una draga. In 4 mesi di gestione ordinaria, grazie ad un pool di persone che appunto si sono prese le responsabilità,
siamo riusciti a far partire 4 cantieri. Parlo di cose concrete perché credo che il dovere oggi sia quello certamente di fare delle riflessioni di principio, ma sia quello anche e soprattutto di proporre le soluzioni. Nella nostra regione stiamo affrontando quotidianamente il tema della semplificazione, che poi dopo chiamerò semplicità, perché mi piace di più. Perché semplificazione oggi allude all'aggiunta di norme che si sovrappongono a norme vigenti molto spesso in modo non totalmente corretto e coincidente, mentre credo che semplicità alluda alla necessità di far ordine, di ristabilire delle priorità, di ristabilire degli obiettivi, di ristabilire dei criteri di qualità, proprio nell'idea che gli operatori tutti non ci stanno chiedendo un'assenza di regole, ma ci stanno chiedendo regole chiare, semplici ed applicabili. Anche qui mi piace fare un esempio, dal momento che la nostra giunta regionale, sulla sollecitazione della Presidente, ad ogni giunta sta portando un provvedimento di semplificazione. Ebbene, sulla scorta di una sentenza del Consiglio di Stato, la sovrintendenza pensava che i propri pareri non avessero un tempo per essere espressi. Abbiamo investito l'ufficio legislativo del Ministero, il quale ci ha risposto che anche la sovrintendenza, come tutti gli organi dello Stato, devono garantire la certezza dei tempi. E quindi è proprio di oggi una lettera che ho mandato a tutti i comuni e tutte le associazioni per dire appunto che nemmeno la sovrintendenza può, come dire, esimersi da un principio generale che è quello in primo luogo della certezza dei tempi delle procedure, perché al di là poi della complessità, il tema del tempo oggi non può essere eluso. E se in passato la, diciamo così, disponibilità di risorse rendeva il fattore tempo un fattore trascurabile, oggi il fattore tempo deve essere posto al centro di qualsiasi procedimento amministrativo. In generale, appunto, credo che serva un tempestivo recupero della ragionevolezza e del buon senso delle persone che quotidianamente applicano le regole che abbiamo. Da qui parte la lotta alla burocrazia, all'impegno di quelle persone che chiamiamo burocrati e che lo sono diventati più per rassegnazione, io credo, che per convenzione, perché molti sono posti nella situazione di applicare appunto cose che non comprendono più. Quindi l'importanza e il valore delle regole non passa attraverso una loro moltiplicazione esagerata né attraverso una loro, diciamo così, cancellazione. Sono solita dire che nessuna legge sarà così perfetta da farci da badante per quanto riguarda l'assunzione delle responsabilità che ciascuno di noi deve assumersi in qualsiasi ruolo ricopra. E questo appunto, io credo, l'assunzione appunto di responsabilità che anche Claudio ha richiamato, l'unico modo per risolvere la questione. E credo che sia anche l'impegno che con il suo lavoro e con il suo esempio Giorgio Ferigo ci ha lasciato. E credo che sia opportuno prendersi un impegno, l'impegno appunto che giornate come queste, mi rivolgo al Presidente, siano all'interno del percorso che la Regione sta facendo di riflessione sulle proprie procedure. E quindi chiedo appunto che gli esiti di questo lavoro, che comporteranno certamente riflessioni a vario livello, ma che ci aiutano a trovare il punto di vista corretto, possano essere riportati in Regione, proprio perché appunto il nostro impegno è quotidiano nel ridare senso a quello che stiamo facendo. E in questo appunto ringrazio ancora l'associazione Vicino Lontano e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie.
Grazie a Maria Grazia Santoro. Cedo adesso la parola al magnifico rettore dell'Università di Udine, Alberto De Toni, di cui mi piace anche dire che è uno dei fondatori di Vicino Lontano. Bene, grazie, benvenuti a tutti. Appunto, io sono molto felice oggi qua di portare il saluto di tutta la nostra comunità accademica e doppiamente perché io, diciamo, da subito, diciamo 10 anni fa, abbiamo creduto in una sfida culturale di portare anche a Udine una manifestazione di livello nazionale e tutti quanti i volti delle persone che vedete di dietro e davanti lo testimoniano. Io voglio complimentarmi, salutare in particolare Nicola Gasbarro, che è il nostro presidente del comitato scientifico nonché nostro docente di antropologia. Voglio ricordare che i blocchi del turnover che l'università, ahimè, deve rispettare, l'anno scorso su 20 professori il Ministero ce ne ha concessi 2 da ribandire, di cui uno l'abbiamo ribandito in antropologia culturale perché abbiamo avuto, tra i vari pensionati abbiamo avuto anche il professor Gri, che è stato un nostro grande docente di antropologia, e voglio dire appunto quanto siamo anche a livello universitario sensibili a queste particolari tematiche. Voglio anche ringraziare della sua presenza qui Bortolussi, che è stato un indimenticato assessore della Giunta di Venezia, ma devo dire anche è stato un uomo coraggioso, perché quando il centro-sinistra era dato per perdente dai sondaggi, in Veneto ha accettato la sfida di candidarsi, quindi voglio dire anni dopo, ma certe cose rimangono per sempre. E voglio anche complimentarmi con lui perché se io fossi il presidente dell'Istat mi preoccuperei, perché durante i TG la CGA di Mestre è più citata dell'Istat, quindi complimenti a lui perché è riuscito con un piccolo gruppo ma estremamente qualificato di ricercatori di avere una reputazione tale che è nei media nazionali più di enti istituzionali. Voglio complimentarmi anche con Norma Zamparo, che è la nostra direttrice della Forum, che è la nostra casa editrice dell'Ateneo. Voglio complimentarmi per questo evento di oggi, per questo libro che dà un grande riconoscimento a Giorgio Ferigo, all'associazione, ma anche perché la Forum è editrice anche di Multiverso, che è una rivista di grande prestigio, anche nazionale, possiamo dirlo, che il nostro Ateneo ha voluto anni che furono e che Norma Zamparo ha saputo con grande caparbietà e anche con grande intelligenza portare avanti. Ecco, ringrazio anche il nostro collega dell'Università di Udine che oggi è qui a fare il moderatore, e vedete che l'Università è fortemente presente con Vicino Lontano, anzi vi ricordo che la presentazione del numero prossimo di Multiverso la faremo giovedì prossimo, è dedicata al numero 2, il dualismo, la dialettica hegeliana, insomma, vedrete che sarà un bellissimo numero. Per entrare nel merito del convegno, quando ho letto il titolo, Burocrazia, mi è venuto in mente Chino, Mafalda, e una vignetta che mi ricordo, Mafalda chiamava Burocrazia, aveva in mano una foglia e si avvicinava una tartaruga. Ecco, questa era l'immagine, secondo Chino, della burocrazia. Voglio solo dirvi questo, che quando mi sono insediato perdevo un'ora di tempo per firmare circa 130 pagine di verbale del Senato e le altre 100 del Consiglio di amministrazione, perché tutte le pagine, come se fosse il rosio di un immobile, devono essere firmate. E qui mi ha salvato l'informatica, perché sono riuscito a convincere i colleghi dell'ICT di fare la firma elettronica. Adesso questo qui l'abbiamo risolto. Però volevo dirvi questo, una brevissima riflessione che lancio ai componenti del seminario. La burocrazia si permette il lusso di bistrattare gli utenti perché c'è una simmetria di potere. Quando qualcuno di noi va a comprare un oggetto, trova il titolare del negozio o il bravo commesso che lo serve bene perché vuole che ritorni. Ma nell'altro caso invece no, perché quando uno arriva a chiedere un certificato è un onere e quindi sostanzialmente la simmetria di potere è evidente. Bene, sappiate che abbiamo introdotto
nelle prossime chiamate che faremo in senato accademico dei docenti, tra i vari parametri di valutazione avremo anche la valutazione degli studenti. Noi vogliamo inserire la valutazione degli studenti nei parametri che definiscono le carriere dei docenti, perché siamo convinti che dare potere contrattuale all'utenza significa rimuovere alla radice il motivo per cui la burocrazia si permette di non considerare i diritti degli utenti. Ecco, con questa lancio di palla io mi congedo, vi saluto e vi auguro ogni cosa. Arrivederci. Grazie Alberto. Molte cose le ha già dette il rettore dell'Università di Udine, dei nostri ospiti. Io vi dirò che in questa prima parte i protagonisti saranno, lo ripeto, Giuseppe Bortolussi, che sta cercando i suoi dati, tutti credo lo abbiate visto più volte alla televisione, a parlare di questo argomento. È il segretario della CGIA di Mestre e ha fondato l'ufficio studi che dirige della CGIA. E poi parleranno con lui Giuseppe Piperata, che è docente di diritto amministrativo alla UAV di Venezia, Nicola Gasbarro, che è docente di antropologia all'Università di Udine ed è presidente del comitato scientifico di Vicino Lontano, Stefano Sepe, che insegna comunicazione pubblica alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e farà da moderatore Luigi Gaudino, che è docente di diritto privato all'Università di Udine. Sì. Bene, allora è tempo di entrare nel vivo del nostro incontro. Io nella mia veste di non specialista della materia e quindi di moderatore, stimolatore, vorrei tuttavia dare un'impronta. Mi rendo conto che, soprattutto dopo aver visto anche questo filmato, è piuttosto difficile. Però vorrei riuscire ad azzerare il discorso, nel senso che il termine stesso burocrazia porta con sé un pregiudizio che rischia di bloccarci sul discorso, su possibili sviluppi, sulla ricerca di soluzioni. Burocrazia è termine negativo. Non so se nel passato, in origine, potesse avere un significato neutro. Di sicuro in questo momento il solo uso del termine è uno stigma. È troppo facile parlare male della burocrazia. Se oggi ci mettessimo a semplicemente parlare male della burocrazia, potremmo fare un elenco aneddotico, ma molto già efficacemente esemplificato da questi filmati, e non credo che andremmo da nessuna parte. Per cui vorrei riuscire a neutralizzare questo termine, cercare di parlare, di immaginare in termini di funzioni, di servizi necessari, inevitabili, un prezzo da pagare all'organizzazione complessa della società. Allora possiamo parlare in termini di buona o cattiva amministrazione, in termini di regole efficienti e inefficienti, in termini di conservazione e cambiamento, in termini di preparazione di chi svolge questo ruolo, confronto all'inettitudine, alle difficoltà nel rapporto con le persone, fino anche agli aspetti psicologici. Per far questo, se riusciamo a immaginare un attimo di non conoscere la burocrazia, non conoscere questo termine, vorrei cominciare a parlare di come sono organizzate le nostre funzioni amministrative, sociali, e se ci sono inefficienze, quali costi. Credo che Giuseppe Bortolussi possa cominciare questo nostro incontro fornendoci soprattutto dei dati. Prego. Io ho fatto esperienza come dipendente pubblico per 4 anni e anche come assessore per 2 volte. Devo dire una cosa, che è vera la battuta che è circolata per anni, che ci sono 2 tipi di matti, la usava spesso Andreotti, quelli che si credono Napoleone e quelli che vogliono rimettere a posto, far funzionare le ferrovie dello Stato. Però forse ce n'è un terzo, che è quello che vuole risanare la pubblica amministrazione e farla funzionare. Io da questa mia esperienza
ho tratto un insegnamento. L'insegnamento che dice che nessun vento, questa è una citazione così a memoria, che non c'è nessun vento favorevole per quel marinaio che non sa dove andare, una citazione da Seneca. E non è una banalità, perché in effetti ho riscontrato che la pubblica amministrazione può anche essere efficiente, nel senso che può funzionare anche bene, però il problema è quello dell'efficacia, del sapere dove andare. E sapere dove andare non lo stabilisce il funzionario, lo stabilisce la politica. E questo secondo me è il problema essenziale. Il decadimento della pubblica amministrazione cammina in parallelo con quello della politica. Non c'è una visione, non c'è una programmazione, non c'è una visione del futuro, per cui la pubblica amministrazione, parlando di efficacia, dovrebbe sapere dove andare, avere una mission. E questo, secondo me, un riscontro c'è. Quando si è trattato di unificare l'Italia, la nostra burocrazia sabauda era non solo efficiente, ma anche efficace, a volte anche in eccesso, così come lo è stata la nostra pubblica amministrazione, almeno abbastanza, nel momento della ricostruzione. Quando c'è una mission, quando la politica segna la strada, secondo me la pubblica amministrazione funziona. Io ho avuto anche un piccolo riscontro in questo personalmente, nel momento in cui ho fatto l'assessore per un breve periodo, poi ho sbattuto la porta perché secondo me le cose non andavano bene così, e in quel periodo però di pochi mesi ho lavorato a fianco di alcune persone. Dopo 5 anni mi ha richiamato il buon Cacciari a fare l'assessore e questa volta mi ha detto però lo devi fare per tutto il periodo, non puoi andartene. Bene, ho avuto dei rimproveri da parte di quei collaboratori che io non ho chiamato nel mio staff, perché li avevo fatti lavorare anche fino alle 2 di notte e avevano lavorato anche senza pagamento degli straordinari, perché anche qui loro chiedono di lavorare bene, di lavorare per qualcosa. Non è finita qui, per carità, ci sono altre cose da dire, però se tu gli dai una motivazione, questa efficienza può trasformarsi in efficacia, ma anche quando non c'è l'efficienza, a volte mancano gli strumenti, la voglia, la volontà di fare, in qualche modo riesce a compensare questa mancanza di mezzi. E quindi per me il problema è quello di fissare degli obiettivi, di dare gli obiettivi alla pubblica amministrazione. Allora, quella mancanza di responsabilità che è così caratteristica della nostra pubblica amministrazione diventa in qualche modo una responsabilizzazione che diventa pragmatismo. Cioè il funzionario pubblico che non ha un indirizzo preciso ha un solo obiettivo, quello di scansare le rogne, quello della non prendersi la responsabilità. A questo proposito vi cito 2 cose, però non attribuite a me la responsabilità. È De Rita che nell'intervista alla Borghesia dice 2 cose sulla nostra pubblica amministrazione. Primo, lui da Ciociaro dice io sono a pieno titolo un meridionale, quindi e dico che il problema della pubblica amministrazione è la meridionalizzazione, perché lì, soprattutto lì, la borghesia non si prende nessuna responsabilità e quindi i funzionari di alto livello sono quelli che non si prendono le responsabilità, anzi le scansano, per cui non funzionerà mai. In un'altra invece, nel Regno inerme, fa un'altra affermazione dura che di solito si evita, sia la prima che ho fatto che questa seconda, di solito vengono considerate politicamente scorrette, per cui non vengono mai utilizzate. È quella che non si può pensare a un'efficienza della pubblica amministrazione con il tipo di sindacalizzazione che c'è, cito a memoria. In effetti anche questa è stata da funzionario una mia esperienza. Se tu intervenivi su un dipendente che magari non lavorava o che era assenteista, dovevi vedertela col sindacato. E questo ha fatto sì che in molte persone che non vogliono rogne, perché questo è il tema vero, non è la responsabilità, è l'assenza di rogne, allora cosa fa il funzionario dirigente? Non vuole essere attaccato perché vuole fare carriera, non vuole essere spostato e quindi l'unica cosa che fa è far finta di non vedere. Queste sono 2 cose che cita De Rita e io vi cito
anche se qualcuno le considera politicamente scorrette, io voglio citarvele lo stesso. Io considero però un'altra cosa, vi ho detto anche che manca l'obiettivo e quindi la mancanza di pragmatismo che c'è nella pubblica amministrazione, secondo me, deriva dalla mancanza di obiettivi precisi. Però ce ne sono altre di cose. Velocemente, la mancanza di managerialità, cioè non si può far diventare dirigente apicale uno che ha fatto magari l'insegnante e che non ha nessuna vocazione e che se vuol far carriera fa 2 o 3 concorsi e poi si trova a dirigere un qualcosa che è più... Lui non saprebbe dirigere neanche probabilmente un'edicola, dove da solo deve annotare le rese. Però facendo carriera, magari facendo concorsi, imparando alcune nozioni, riesce a diventare dirigente apicale, ma non sa dirigere. E questa mancanza di managerialità c'è in tutta la pubblica amministrazione. Recentemente c'è stato un convegno molto interessante organizzato da giudici, avvocati, eccetera, in cui si parlava della giustizia. Anche lì il problema è che un bravissimo presidente di tribunale che conosce molto bene le regole, molto bene il diritto, non è detto che sia un manager che sappia organizzare. E quindi le sconclusioni, la disorganizzazione, i tempi della nostra giustizia sono anche legati alla mancanza di managerialità. Il discorso poi è che anche la legislazione italiana non aiuta. Io mi sono annotato per una cosa, è pletorica, eccessiva, spesso inadeguata, incomprensibile, contraddittoria. Se volete vado avanti. Come fa un funzionario ad applicarla? Se ci volete aggiungere un tocco di un tocco kafkiano, metteteci anche il TAR e il Consiglio di Stato e poi capirete, perché non prendi nessuna più decisione se non hai un avvocato, un amministrativista a fianco che ti consiglia. E lui stesso spesso allarga le braccia e dice habent sua sidera lites, e io lo capisco questo, però un po' di certezza sì, perché se io faccio un provvedimento rispettando le regole, poi mi viene fuori un regio decreto che nessuno si ricordava e alla fin fine devi ricominciare. È veramente una cosa kafkiana, ma non è un modo di dire. Cioè, se noi non semplifichiamo la legislazione, quel funzionario che sa che deve fare 1 metro si trova a farne 100 per arrivare alla meta. Per cui anche lui, in questo sfascio, in questa situazione, non essendo poi il responsabile primo, l'unica cosa che fa è evitare le rogne, che è proprio, si potrebbe mettere nello stemma della pubblica amministrazione. Allora la legislazione e poi quindi l'inattività in questa situazione è l'unica garanzia di non sbagliare, perché come ti muovi sbagli. Specie da quando hanno introdotto la Bassanini, che il funzionario è lui che firma, pensavano che questo facilitasse, velocizzasse, invece il responsabile, quando non ha certezze, non firma, mi spiego, e quindi tiene là. I ritardi sono anche in parte dovuti da questo. Metteteci anche, ripeto, tutto il coso. Se però io vado a vedere la situazione, non c'è solo questo, c'è per esempio il libro verde che ha commissionato Padoa-Schioppa e l'ha curato il professor Muraro dell'Università di Padova, professore di Scienze delle Finanze, da dove si vede che la situazione è veramente difficile in questo Paese, tolta l'istruzione e la sanità, che hanno una posizione non poi così, negativa nella graduatoria europea. Se noi parliamo di amministrazione, la Danimarca ha 1,16, l'Italia 0,52, cioè l'ultima in graduatoria, parlando di amministrazione. Questo è il libro verde di Padoa-Schioppa. Istruzione, siamo a 0,96, però ci avviciniamo allo 0,98 della Germania, al 100 della Danimarca, non siamo tra i peggiori. E questo fa anche un po' giustizia di certe cose che si dicono. La nostra scuola ha certamente isole di eccellenza, ma non è poi così malvagia come dicono. Anche qui è un vezzo degli italiani e poi far di tutt'erba un fascio. La scuola non è così malvagia, così come la sanità, che scala alcuni punti e non è proprio l'ultima. Per esempio il Regno Unito ha una sanità che da questa rilevazione è peggiore della nostra.
Le infrastrutture invece sono un disastro, noi siamo ultimi, ultimissimi, ma molto di sotto degli altri. Comunque, nell'indicatore sintetico di performance, noi siamo gli ultimi. Siamo gli ultimi. Allora, che cosa c'è da dire? C'è da dire però che non è tutto gratis, nel senso che questa situazione non corrisponde, come dice qualcuno, o come si pensava di fare, a rimediare con una sorta di meritocrazia che però ha funzionato all'incontrario, perché i nostri funzionari, quelli apicali, sono i più pagati dell'OCSE, dei paesi sviluppati, 3 volte la media degli altri, ripeto, 3 volte. Voi avete presente la pantomima e la sceneggiata che c'è stata per togliere l'IMU sulla prima casa? Si parlava di 4 miliardi. Beh, sappiate che dal 2001, diciamo, al 2010, il costo della pubblica amministrazione, dei salari e gli stipendi della pubblica amministrazione è aumentato di 40 miliardi. Ripeto, 40 miliardi. E la Corte dei Conti dice, dopo hanno messo il blocco. Ma mentre gli aumenti sono andati a livelli apicali, il blocco è stato applicato a tutti. Mi spiego, così ingiustizia è fatta e siamo tutti contenti. Quindi abbiamo una pubblica amministrazione che non funziona, ma però è la migliore, è la più pagata, almeno i livelli apicali, quelli che dovrebbero garantire la managerialità, ma ho detto prima, manager si diventa per concorso, per aver imparato certe nozioni, non perché si ha il senso pratico si fanno funzionare le cose. Quindi una situazione che, come viene descritta da più di qualcuno, è disastrosa. Vi faccio grazia di quelle graduatorie sulla competitività e cose, perché spesso non sono così serie come vorrebbero dire. Però l'Italia in tutte queste, classifica di libertà economica, classifica sulla competitività, è sempre ultima o penultima. Io spero che la Grecia non esca dall'Europa, perché altrimenti saremmo sempre ultimi e qualche volta ci salva solo la Grecia, ma anche per esempio sui permessi di costruzione i tempi sono i più lunghi, sull'allacciamento alla rete elettrica, su tutte queste cose, sul pagamento delle imposte. Non è solo quanto paghiamo, che sarebbe un bel discorso, ma come paghiamo. Anche qui ci vuole più tempo che negli altri paesi per pagare le tasse. Ci facilitassero almeno quello. Se poi vedo i giorni per completare le procedure di esportazione siamo gli ultimi, e via enumerando. Perché vi ho detto queste ultime cose? E mi avvio alla conclusione. Perché vedete, l'imprenditore, specie quello piccolo, non ha una organizzazione, non ha dei funzionari che risolvono per lui i problemi. È tempo che spreca lui, spiego, che incide sulla sua produttività. E allora cosa succede? Succede che lui è imprenditore e cittadino come gli altri, e quindi subisce per 2 volte, per il doppio si potrebbe dire, questa burocrazia. Ed è per questo che a volte non ne può più, ed è per questo che a volte si ribella, perché è vittima 2 volte, anche dei tempi per pagare le tasse come cittadino, come imprenditore, ed altre questioni. Vedete, non è così semplice poi fare impresa in questo paese. E allora a volte il fatto che incida sulla produttività dovrebbe essere una riflessione che facciamo tutti, perché bisognerebbe provare a entrare in un'impresa, soprattutto piccola, e vedere i problemi che ci sono e quindi aggiungere questi a quelli del cittadino. È una cosa veramente che bisognerebbe provare. Io mi arrabbio per certe cose, ma l'imprenditore, quando manda il suo collaboratore, per esempio perché la legge glielo impone, a fare da testimone, viene convocato alle 9 del mattino e poi lui ritorna a casa per 2 volte senza essere sentito, e la terza volta viene sentito all'1, mi spiego, questa è perdita di efficienza. Quando va a farsi una visita in ospedale e invece che alle 9, quando gli hanno fissato l'appuntamento, entra a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, anche questa è inefficienza che in fondo paga alla fin fine l'impresa. Allora, non voglio terminare con queste note e voglio dirvi una cosa che molto spesso non piace. In questo Paese c'è stata una sorta di lotta contro il federalismo. Io sono federalista non per ragioni politiche, io sono federalista perché convinto che l'efficienza venga dal federalismo, che sia una cosa per cui l'Italia è matura. Forse non lo era anni fa, adesso lo è.
Perché dico questo? Perché il federalismo è applicato in alcuni paesi e qui voi direte, quei paesi sono diversi da noi, però anche quei paesi hanno raggiunto un notevole livello di efficienza grazie al federalismo. Pensate solo a questo. Austria, Germania, Belgio e Spagna, paesi diversi tra di loro per numero di abitanti, per lingua, per tradizioni, per storia, hanno in comune una cosa, il federalismo. Bene, questi paesi federalisti spendono per il funzionamento della macchina burocratica la metà dei paesi unitari, con due eccezioni che però confermano. La prima eccezione è quella della Danimarca, paese unitario, che però spende anche lui la metà dei paesi unitari perché ha la spesa decentrata, cioè la spesa è vicino ai cittadini. I cittadini vedono, capiscono e poi pagano e votano, ma l'efficienza deriva da questo. L'altra eccezione è la Francia, che passa normalmente per essere un paese molto efficiente, ma anche da questo libro verde di Padoa-Schioppa risulta che non è così. Non è un paese efficiente dal punto di vista burocratico, è molto pletorico, c'è una pubblica amministrazione molto invadente, ma non è efficiente, neanche la Francia. Perché la Francia la cito? Perché questa ha una spesa invece poco decentrata, solo un 16%. Ed è un paese che spende qualcosa come, mentre il paese, ripeto, federale spende 0,5, il paese unitario spende 1, la Francia spende 1,4. E l'Italia? E l'Italia, da questo studio, spende 1,8. È di qualche anno fa, ma spende 1,8. 0,8, scusate, 0,8 perché l'Italia ha una spesa decentrata per il 56-60%. E questi dati vi confermano il fatto che il federalismo, così tanto avversato da qualcuno, potrebbe essere una strada per rendere più efficiente la nostra pubblica amministrazione, perché così è stato in altre realtà. E io sono fiducioso che noi non siamo poi antropologicamente, saremmo diversi, ma poi così diversi dagli altri esseri umani. Grazie. Grazie per questo intervento di apertura così ricco di suggestioni, riflessioni che cercheremo di sviluppare. Colgo al balzo come link i riferimenti alla cultura del funzionario, alla cultura come aspetto che può segnare di sé, per dare la parola a Nicola Gasparro che, in quanto antropologo, avrà qualcosa da dirci su questi temi. Io devo subito dire che non sono un esperto di pubblica amministrazione o di burocrazia, quindi cerco di guardare al fenomeno con quello che gli antropologi chiamano lo sguardo da lontano e quindi di cercare di vedere un po' le cose da un punto di vista sistemico, soprattutto in relazione ai cittadini. E ci sono due cose che colpiscono, e qui mi lego immediatamente all'interesse del nostro moderatore sul voler rendere questo discorso molto partecipativo e soprattutto renderlo non carico di pregiudizi. In Italia c'è un pregiudizio dove per burocrazia si intende esclusivamente pubblica amministrazione. Questo non è vero. Non è che quando si entra nel privato si è meno burocrati, anzi spesso a volte man mano che le aziende crescono si hanno gli stessi problemi. Chiunque di noi ha a che fare per esempio non solo con la sanità o con la scuola, si trova inserito in un meccanismo e in un vortice, se provate ad avere rapporti con le compagnie di assicurazioni non è che vi va molto meglio, insomma, no? Quindi esiste un sistema paese da questo punto di vista. La seconda osservazione, quindi non direi burocrazia, pubblica amministrazione, sottinteso politica, per cui dopo privato significa necessariamente deburocratizzazione, libertà, produttività. Non sempre è così. Se al di là delle assicurazioni che so che non hanno
come dire, molto successo nella pubblica opinione. Pensate alle società di servizi, alle grandi compagnie di servizio, non è che a livello burocratico, penso per esempio ai telefoni, eccetera, non è che a livello burocratico le cose siano molto migliori. Quindi eviterei questa equazione pubblico, burocratico, privato, efficiente, eccetera. Diciamo che è un paese in cui il sistema burocratico tocca il pubblico e tocca anche il privato, cioè c'è un modo di essere particolare. La seconda osservazione, anch'io vado un po' controcorrente, seguendo un po' lo schema che abbiamo intrapreso. Il sistema burocratico nasce da un problema di razionalizzazione, cioè tutti gli stati moderni hanno dovuto affrontare il problema della razionalizzazione. Perché hanno dovuto affrontare questo problema? Perché il macrosistema tendeva a crescere e quindi c'era bisogno di una razionalizzazione dei servizi e di una razionalizzazione di tutto ciò che lo Stato produceva. In che cosa le strutture di complessità hanno reso necessario una mediazione tra quello che noi chiamiamo il potere di gestione e i fruitori. In altri termini è il rapporto che passa tra il potere legislativo e le cosiddette norme di attuazione, no? E Dio sa quanto è complicato passare da un sistema legislativo alle norme di attuazione. Bene, la burocrazia, questa razionalizzazione che è stata fatta qui, Max Weber aveva previsto quasi tutto, e garanzia anche di uguaglianza, cioè la burocrazia dovrebbe dare per scontato l'anonimità del cittadino, quindi come dire, diventa regolatrice di uguaglianza. Evidentemente, questa è la prima riflessione che vorrei fare, evidentemente quando più la burocrazia è inefficiente, meno uguaglianza produce, e questo è un grande problema delle democrazie moderne, cioè man mano che i sistemi di razionalizzazione, di cui la burocrazia è uno dei tanti, non funzionano, diminuisce il nostro tasso di democrazia. E questo è un problema che non è solo di efficienza economica. Ecco il secondo aspetto. Non possiamo affrontare il problema della burocrazia soltanto in termini di produttività economica. Dobbiamo affrontarlo anche nei termini di produttività di democrazia. Nel senso che quando io perdo tempo, non perdo solo tempo e soldi, ma perdo diritti. Ecco, questo è un problema secondo me centrale. E la perdita dei diritti rompe il meccanismo del consenso democratico, rompe il meccanismo del contratto sociale. L'altra cosa è che da un punto di vista macrosistemico, e cioè man mano che la globalizzazione tende a crescere, c'è uno scivolamento della funzione della cosiddetta burocrazia. In che senso? Mentre prima il rapporto con gli Stati nazionali, la burocrazia segnava il rapporto tra il potere legislativo, il potere esecutivo e la cittadinanza, adesso ho l'impressione, ma qui butto un po' così a livello di intuizione, ho l'impressione che il sistema globale sia cambiato, e cioè che la burocrazia si trova a mediare tra macrosistemi economici e i cittadini, cioè gli stati sono, come dire, sono diventati subalterni a loro volta ad un sistema burocratico che obbedisce più a tensioni di macropoteri economici. L'Europa è soltanto uno degli esempi da questo punto di vista. Cioè tutto l'antieuropeismo che noi abbiamo, che diventa antieuropeismo rispetto alla normatività economica, rispetto a delle legislazioni europee, rispetto a certi
sistemi che noi non condividiamo e che consideriamo lontani, ci danno l'idea che il vero potere oggi globale è un potere economico e che quindi la funzione della burocrazia si sposta dal servizio degli Stati al servizio della economia, intendendo per economia il macrosistema generale. Faccio un esempio banale. Mentre prima la statistica era, come dice il nome, al servizio dello Stato, come voi sapete, adesso è al servizio dei sondaggi, no? Quindi è cambiata un po' la funzione. Io ho la sensazione che la burocrazia, o il sistema, meglio, tutti i sistemi di razionalizzazione vanno complicandosi in rapporto al potere crescente dell'economia. Questo spiega, per esempio, un altro fenomeno contemporaneo, che oggi è la politica ad attaccare la burocrazia, che è un fenomeno nuovo, cioè se pensate continuamente alla polemica che la politica ha nei confronti della burocrazia, significa che la politica, anche la gestione, le regioni, anche lo Stato, no? Leggevo ieri che il Presidente del Consiglio se la prende con i burocrati del Senato, no? Evidentemente, guarda caso, su un problema economico, evidentemente c'è un problema di sistema. Il terzo punto, e vado veloce, torno sul problema della responsabilità. Ecco, qui torno proprio sul problema paese di cui parlavo prima. È verissimo che c'è una deresponsabilizzazione dei vertici apicali della burocrazia. Però è anche vero che la burocrazia è servita anche alla cittadinanza per deresponsabilizzare la cittadinanza. Cioè noi abbiamo scaricato una serie di tensioni nei confronti della burocrazia perché non ci volevamo assumere le responsabilità. Ecco, faccio un esempio. L'autocertificazione. L'autocertificazione è un problema serio, cioè io devo dichiarare delle cose di cui dopo posso essere, come dire, penalmente ripreso. Attenzione, nel momento in cui allarghiamo il campo dell'autocertificazione, che è una deideologizzazione della burocrazia ed è una sburocratizzazione incredibile del potere centrale della razionalizzazione. Questo significa due cose. Primo, che ci dobbiamo assumere delle responsabilità che fino ad ora non ci competevano. Perché il mio certificato penale prima lo dava il tribunale, adesso me lo devo assumere io. E se dico il falso, sono responsabile. Quindi una deburocratizzazione passa, è bene che noi lo sappiamo, passa per un aumento di responsabilità dei cittadini. Secondo punto, se estendiamo questo criterio di responsabilizzazione dei cittadini anche agli ambiti produttivi, a me vengono i brividi, nel senso che un imprenditore deve cominciare a dire, dico per esempio, che non ho collegamenti mafiosi. Se partecipo ad una gara d'appalto, adesso vado a naso e devo, dare un certificato penale di autoresponsabilità mia, della mia impresa, devo dichiarare che non appartengo, non ho determinati legami questo cresce, dà una doppia responsabilità. Il contrappunto con quanto si diceva prima della piccola impresa, cioè una responsabilità come cittadino e una responsabilità come imprenditore. Cioè voglio dire con molta chiarezza che noi non possiamo liberarci completamente mai di questi processi di razionalizzazione che fanno parte degli stati moderni. Lo possiamo fare in parte con un aumento di responsabilità collettiva
che passa per un rapporto diverso tra cittadini e lo Stato. Chiudo dicendo, attenzione, che la Costituzione degli Stati moderni, il cosiddetto patto sociale, è un discorso di, come dire, di alleanza tra i cittadini di cui la burocrazia ha il compito di far osservare le regole. Ma le regole del patto sociale non le stabilisce la burocrazia, perché quando avviene questo è finito il patto sociale ed è finita anche la razionalizzazione. Quando è che finisce questo? Finisce quando, ed è uno dei pericoli a cui accennavo prima, quando la burocrazia esce dal patto sociale ed entra al servizio di poteri che hanno ben poco a che fare con la burocrazia, con la democrazia. L'allusione ai poteri economici fatta precedentemente è molto indicativa, ma interessa richiamarla adesso per dire che la burocrazia, prima che essere, come dire, una malattia di uno status o di uno stato di un'efficienza, è una malattia del pensiero della deresponsabilizzazione. E allora non si batte la burocrazia senza un aumento di responsabilità dei singoli e delle associazioni collettive. Quindi noi quando parliamo, e facciamo bene a parlare male della burocrazia, dobbiamo sempre tenere presente che più sburocratizziamo e più aumentano le nostre responsabilità. Bene, è inevitabile, parlando di burocrazia, dare la parola a chi ha scelto, non so perché nella mia esperienza di docente universitario, gli studenti del primo anno tremano davanti al diritto privato, ma non sanno che cosa gli capiterà quando dovranno fare l'esame di diritto amministrativo. Tornano da me dopo qualche anno dicendo mi sono incagliato e io ho il terrore a dare la parola a uno studioso di diritto amministrativo che spero ci chiarirà che cosa vuol dire tutto. Sono 20 anni che si parla di semplificazione, una semplificazione che produce norme per semplificare, una semplificazione che è passata anche attraverso macchiette come il ministro che bruciava con i pompieri alle spalle cumuli di carta. A che punto siamo? Si può parlare di semplificazione? Cosa ci dice il diritto amministrativo? Sì, il diritto amministrativo sul punto, diciamo, prova da anni ad aiutare la pubblica amministrazione a semplificare la sua attività e soprattutto prova ad aiutare anche la stessa burocrazia. Noi oggi abbiamo messo sul banco degli imputati la burocrazia italiana. Dobbiamo essere chiari però su un aspetto: la burocrazia è uno strumento e come tutti gli strumenti è neutro, può essere buono o cattivo, a seconda da come lo si utilizza. Certo è un dato di fatto ed è sotto gli occhi di tutti che in Italia purtroppo ci sono almeno due caratteristiche della burocrazia italiana che ci spingono a dare un'accezione molto negativa di questo fenomeno. Io vedo almeno questi due aspetti che sono uno di tipo dimensionale, l'altro di tipo funzionale. Quello di tipo dimensionale è estremamente evidente e questa invasione da parte della burocrazia di tutti gli spazi della vita delle persone, degli uomini e delle imprese. Però attenzione, diceva Ennio Flaiano, ormai vivere in Italia è diventato un esercizio burocratico, proprio perché ad ogni nostro passaggio dalla vita alla morte c'è sempre un certificato, c'è sempre un contatto con la pubblica amministrazione. Guardate, questo allargarsi della burocrazia italiana alcune volte è dovuto alla legge, è la legge che apre nuovi campi
per permettere ai burocrati, che in fin dei conti sono i sacerdoti della pubblica amministrazione, di seminare la loro azione, il loro sapere e la loro funzione da qualche altra parte. Ma spesso può anche succedere che sia la stessa burocrazia ad autolegittimarsi come presenza in determinati settori della vita. Faccio un esempio piccolo, si parlava prima di Bassanini. Quando si trattò di applicare le Bassanini in Italia, vennero costituiti diversi gruppi tecnici nella Presidenza del Consiglio dei Ministri che avevano il compito di supportare delle amministrazioni a seguire questa linea riformatrice, e ricordo le mie difficoltà a dialogare con alcuni uffici che ritenevano di avere una missione nella vita e quindi ritenevano di dover rilasciare pareri, certificati, atti anche lì dove la legge non li prevedesse. Però che dicevano: se non ci sono io, qual è il livello di tutela della salute che verrà garantito da quell'agriturismo? E infatti lì scoprì una tecnica che adesso continuo ad utilizzare, perché anch'io sono, pur essendo un professore di diritto amministrativo, spesso posso essere oggetto di azione amministrativa, è la verifica dei poteri. Cioè, quando qualcosa non mi convince, dico: mi può mandare per favore una mail nella quale mi indica l'articolo di legge che prevede come obbligatorio il rilascio di quel parere? Alcune volte mi viene puntualmente indicato, altre volte ricevo dopo 2 o 3 giorni una mail che dice: no, aveva ragione lei, il parere non serve. Quindi c'è questo secondo aspetto. L'altro problema, come dicevamo, è di funzionamento. Qui, come giustamente diceva il dottor Bortolussi, è evidente, la pubblica amministrazione spesso è inefficiente. Attenzione, perché è inefficiente? Lo si diceva, manca la managerialità spesso, non sempre, spesso, attenzione. Ma perché? Perché sia i concorsi pubblici, sia la formazione dell'amministratore italiano è tarata quasi sui modelli dell'Ottocento, prevalentemente giuridici. È il diritto che fa tutto. Anzi, nell'Ottocento erano ancora più sensibili rispetto a noi ad alcune dinamiche, come la statistica, che era pubblica o privata e veniva insegnata, era materia di esame. La ragioneria pubblica era materia di esame. Ma ci sono altri poi problemi, e soprattutto dovuti ad alcune cause di inefficienza, che secondo me sono dovuti all'impossibilità di applicare un diritto amministrativo italiano che invece è estremamente sensibile all'efficienza della pubblica amministrazione. Noi a livello giuridico, a livello di diritto amministrativo, abbiamo un sistema che punta moltissimo, dando anche degli strumenti importanti all'obiettivo che è quello dell'efficienza dell'azione amministrativa. Purtroppo qualcosa non funziona in questo sistema, perché è da anni che non riusciamo a far vedere concretamente il risultato pratico di una serie di norme, di principi, a volte anche costituzionali, che sono all'avanguardia e che gli Stati esteri ci invidiano. Faccio solo un esempio. Non c'è bisogno di fare la legge di semplificazione. Noi in Italia abbiamo una Costituzione meravigliosa che afferma all'articolo 97 il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Imparzialità sappiamo cos'è, ci viene quasi immediato capire qual è la dinamica che sta dietro al principio di imparzialità. Ma buona amministrazione e buon andamento che cos'è? Buon andamento oggi siamo tutti d'accordo che è proprio efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa. Ma voi sapete che per molti anni i libri che circolavano di commento alla Costituzione in Italia, quando parlavano dell'articolo 97 sui principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione, dicevano: è importante il principio di imparzialità, il principio di buon andamento è un augurio, un auspicio che i padri costituenti hanno dato a questa giovane nazione, a questa giovane Repubblica nel momento in cui è stata messa in piedi. Ovviamente ci sono altri strumenti, pensate l'introduzione recentemente del cosiddetto danno da ritardo.
Cioè oggi non solo c'è una tempistica ben definita dell'azione amministrativa, ma se il funzionario pubblico non rispetta questa tempistica, la conseguenza è una conseguenza forte di proprio danno da ritardo che può generare profili di responsabilità sia dal punto di vista disciplinare sia anche dal punto di vista erariale. Ma allora dove sta il problema? Perché non riusciamo a semplificare? Perché non riusciamo quantomeno a ridurre una complessità che è necessaria nell'azione amministrativa, evitare che questa complessità scarichi completamente tutto sulla vita delle persone e delle imprese. Secondo me noi non riusciamo spesso a semplificare, almeno per 3 ragioni. Ci sono 3 dati che voglio richiamare alla vostra attenzione. La prima ragione è evidente, quella che molti di voi prima hanno segnalato. C'è una resistenza da parte dei sacerdoti, c'è poco da fare. Io ricordo, accompagnai una volta un mio amico che aveva bisogno di ottenere un certificato che un ufficio pubblico non dava. Quando arrivai lì con la legge dicendo guarda, c'è scritto che questa nuova norma del 2012 dice che bisogna fare così, il funzionario mi disse no, perfetto, ma questo lo dice la legge, noi qui applichiamo la prassi. E quindi una resistenza c'è ed è evidente, secondo me la vediamo noi tutti i giorni, facciamo i film come abbiamo visto prima e soprattutto scriviamo molti libri su questi atteggiamenti burocratici. Il secondo limite, la seconda difficoltà con riferimento alla semplificazione riguarda l'impossibilità di tagliare molte volte, di semplificare, quello che vi chiamavo prima la complessità necessaria. Che cosa significa la complessità necessaria? Significa che, faccio proprio un esempio così capiamo subito, se la CGA di Mestre presenta i dati del peso burocratico sulle imprese italiane e sull'effetto soffocante di questo peso burocratico con riferimento alla produttività, alla crescita del Paese, noi subito ci scandalizziamo. Diciamo, oddio, ma non è possibile. Ecco perché quest'anno le crociere sono aumentate così tanto, perché c'è il peso burocratico. Però se andiamo al supermercato, compriamo la mozzarella, torniamo a casa, l'apriamo e scopriamo che la mozzarella è blu, la prima cosa che pensiamo è e la pubblica amministrazione ha fatto i controlli, non ci sono più i controlli di una volta, subito pensiamo. Questo che cosa significa? E qui il punto del paradosso della semplificazione. La semplificazione è un qualcosa di serio, che non si fa con l'accetta, si fa eventualmente con il bisturi o forse neanche si può tagliare, perché da un lato io ho un interesse pubblico a salvaguardare l'impresa e alleggerire il peso burocratico sull'impresa, ma dall'altra parte io ho tantissimi altri interessi ambientali, di sicurezza, di igiene pubblica, eccetera, eccetera, che mi spingono anzi ad appesantire quei controlli. Allora io non posso tagliare qualcosa, perché se taglio da una parte danneggio un interesse, se taglio dall'altra danneggio quell'altro interesse. Qui è fondamentale sperimentare quei sistemi che noi in Italia siamo bravissimi a costruire ma non ad applicare, che possono essere lo sportello unico, possono essere l'autocertificazione, possono essere la semplificazione, la segnalazione certificata di inizio attività, la conferenza di servizi, sono tutti strumenti finalizzati a scaricare il costo burocratico sulla stessa amministrazione o evitare che vada a pesare esclusivamente sul destinatario dell'attività amministrativa. E arrivo al terzo fattore di difficoltà nella semplificazione. Lo si diceva prima, abbiamo parlato di autocertificazione, di segnalazione certificata di inizio attività. Spesso la semplicità non la vogliono i diretti destinatari, i diretti interessati. Si è parlato dell'autocertificazione. Al COMPA, come il professor Seppe sa benissimo, spesso circolano i dati sulla
possibilità di realizzare pienamente l'autocertificazione in Italia nei prossimi anni. I dati sono terribili, perché dicono appunto che non si riesce ad autocertificare, non si riesce a decertificare, a eliminare questi certificati, perché spesso noi siamo psicologicamente legati al certificato della pubblica amministrazione come Linus era legato alla sua coperta. Ci dà sicurezza, ci dà serenità, ci deresponsabilizza. Ma prendete l'esempio della segnalazione certificata di inizio attività. È la figlia della DIA, se vi ricordate, la dichiarazione di inizio attività. Bene, la legge dice una cosa molto semplice. Se devi fare un'attività che presuppone un'autorizzazione e l'autorizzazione deve essere rilasciata solo alla verifica automatica di determinati requisiti, non stare a chiedermi il certificato. Autocertifica tutto, fatti garantire la conformità da un tecnico abilitato, dopodiché mi presenti una comunicazione con la quale mi dici che stai partendo e parti. Parti, non c'è più, si tratta di una liberalizzazione in questi casi, di un'attività umana o d'impresa, perché a quel punto, presentata la segnalazione, ottenuta una ricevuta, immediatamente la persona può avviare quell'attività. Bene, molti singoli, molte imprese non sfruttano questo meccanismo perché non sono sicuri se hanno o meno i requisiti. Perché dicono, io parto, poi mi arriva la pubblica amministrazione che mi dice, ah però ti manca quel particolare requisito e mi blocca. Allora a quel punto torniamo al discorso della responsabilizzazione. È vero, c'è una complessità amministrativa, ma a un certo punto anche i destinatari dell'azione amministrativa dovrebbero un attimino anche responsabilizzarsi, perché altrimenti è inutile introdurre questi nuovi istituti se non vengono poi utilizzati. In un convegno l'altro giorno di geometri, che sapete essere una categoria che soprattutto in edilizia utilizzano moltissimo il meccanismo della segnalazione certificata di inizio attività, i geometri tendono a parlare di questo nuovo istituto, lo chiamano SCIA, quindi strana creatura indubbiamente aliena, proprio per segnalare il fatto che l'istituto c'è, ma loro lo sentono completamente estraneo. Questo non toglie che comunque bisogna andare avanti su questo versante. Solo per un dato importante. Pochi giorni fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'esito di una commissione, cosiddetta commissione Tabacci, di una commissione parlamentare di indagine sulla semplificazione amministrativa. È di fine aprile 2014, relazione che ha messo in evidenza la situazione in parte avanzata dello Stato italiano, ma in parte ancora legata a vecchie logiche burocratiche, e quindi la necessità di ridurre questo peso burocratico, soprattutto utilizzando lo strumento della semplificazione, strumento che deve essere ripreso e necessariamente rilanciato. Ovviamente poi su questi temi sicuramente ci sarà un altro giro, potremo ritornare, però è un dato importante questo, e l'Italia è comunque attenta a questo fenomeno. Secondo me la pubblica amministrazione è un'amministrazione che ha su alcuni aspetti dei limiti, degli enormi limiti, su altri aspetti però è riuscita a produrre quantomeno delle esperienze significative che non rappresentano un punto di arrivo. Non lo rappresentano, e qui chiudo, soprattutto perché ultimamente c'è anche una politica dell'Unione Europea che obbliga gli Stati membri a semplificare l'azione amministrativa. L'Unione Europea, con il suo pragmatismo, ha introdotto un nuovo concetto che si chiama onere burocratico,
Cioè l'Unione Europea ci invita a trasformare il peso delle pubbliche amministrazioni in una unità di misura che si chiama onere burocratico. Non solo ci dice che noi dobbiamo ridurre del 25% gli oneri burocratici, ma per il futuro ci impedisce sia all'Italia sia agli altri Paesi membri anche di crearne di nuovi, a tal punto che ha introdotto il principio che si chiama in-out, cioè ogni qualvolta il legislatore italiano introduce un nuovo passaggio burocratico per i singoli o per le imprese, deve necessariamente toglierlo da qualche altra parte, proprio perché oggi abbiamo, se vogliamo, un fine ultimo indicatoci dall'Unione Europea, che è quello appunto di ridurre più che possibile questo peso dell'azione pubblica sulle persone e sulle imprese. Sembra che stiamo imparando molte cose. Di sicuro io ho imparato che conta la politica, conta l'Europa, ma conta anche l'atteggiamento di chi si lamenta, di chi subisce la burocrazia, e conta la preparazione del burocrate.